Guida ai campionati siamo con Andrea Moretto. Andrea, una Vittorio Veneto che oggi ha guadagnato un punto, un Vittorio Veneto che continua a prendere punti in classifica, anche se magari con quel tiro di Marson sul calcio d'angolo si poteva portare a casa 3 di punti. Sì, quello è vero, senza dubbio, però noi cerchiamo di non basarci sulle occasioni, più che altro cerchiamo di imporre il nostro gioco e oggi secondo me abbiamo fatto bene, come le altre partite tra l'altro. Comunque oggi, visti i risultati, si affolla un po' di più la zona playoff. Dove vuole arrivare questo Vittorio Veneto? Le aspettative ci sono. Ovviamente abbiamo secondo me le qualità per raggiungere una buona posizione in classifica e lo stiamo dimostrando. Difatti anche aver recuperato il doppio svantaggio domenica scorsa lì a San Polo di Piave dà segno proprio che questo Vittorio Veneto c'è in tutte le occasioni. Sì, stiamo lavorando bene, soprattutto in allenamento. Vediamo che comunque, anche parlo per noi giovani, i vecchi ci danno una grande mano, ci dicono dove sbagliamo, dove possiamo migliorare, i nostri punti di forza e la partita scorsa ci sono viste le nostre qualità. Difatti vedendo la tua prestazione sei cresciuto molto anche rispetto all'anno scorso proprio. Ho cercato di migliorare molto, soprattutto nelle parti in cui peccavo e comunque mi stanno dando una grande mano i vecchi e comunque il mister anche. Grazie Andrea. Grazie a te. Siamo nel post partita di Vittorio Veneto Carini Pivigina con Sefa Vetton. Sefa, un sostituto degno di nota per questo Vittorio Veneto, anche se Tonon resta l'insuperabile quasi. Sì, quello sì, Tonon è infortunato, io sono appena rientrato, lui in questo la prossima settimana dovrebbe rientrare e vediamo le scelte del mister. Hai effettuato due volte due interventi che hanno salvato il risultato, uno nel primo tempo e uno nel secondo. Si può dire una prestazione molto buona la tua. Sì, come quella di tutta la squadra che abbiamo giocato bene, secondo me abbiamo fatto anche un po' la partita e meritavamo forse qualcosa in più, ma va bene. Magari quel calcio d'angolo di Marson che è finito alto poteva portare i 3 punti. Sì, quello sì, però anche loro hanno avuto la loro occasione con De Martin che davanti alla porta l'ha sbagliata e vabbè, prendiamo questo punto e vediamo la prossima partita. Siamo nel post partita con Alessandro Grillo dei Careni Pievigina, Alessandro ex della partita, assieme a David Pizzol, assieme anche a Massimo De Massimo Martin, Di Martin e Gagliotti. Luca Gagliotti. Com'è ritornare al Barison per una partita di campionato dopo qualche anno, insomma. Ma sai, il Barison è sempre un grande stadio, per cui insomma ti mette belle emozioni. Oggi è stata una bella partita, tutto sommato abbiamo fatto bene il primo tempo, il secondo tempo siamo calati un po', loro sono venuti fuori, ci hanno messo in difficoltà, però insomma tutto sommato un pareggio giusto. Mantenete il secondo posto in classifica in solitaria, ma a questa Pievigina sembrava veramente si accontentasse di un pari oggi. Ma sai, noi sembra una frase fatta, però dobbiamo salvarci il prima possibile da neopromosso. Poi, sai, siamo partiti tanto bene, magari qualcuno pensava potessimo fare altro, arriviamo a 40 punti e poi vediamo, insomma, dai. Quell'occasione di Massimo proprio verso la metà della ripresa. Ma sai, purtroppo succede, non è da lui, però insomma ci ha dato una mano in tanti altri frangenti, per cui succede, peccato. Grazie Alessandro. Niente, grazie a te, buona serata, ciao!